Buonasera, bentrovati a TV7 Match, consueto appuntamento settimanale del gruppo TV7. Questa sera il tema lo riprenderemo, quello che avevamo già iniziato la settimana scorsa, sulle tangenti che ci sono in Italia, ma soprattutto nella nostra regione, sugli arresti, su quello che è successo oggi a Venezia. Il sindaco Orsoni, Giorgio Orsoni, si è dimesso. Insomma, parleremo di tutto questo con i nostri ospiti e con voi da casa, che potete interagire con noi mandando messaggi e telefonando. Presento subito i nostri ospiti. Saluto Vittorio Bonaccini, presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori. Buonasera, grazie di essere con noi. Saluto Settimo Gottardo, ormai ci conosciamo, buonasera Settimo, grazie. Buonasera, e saluto l'ingegnere Vincenzo Di Tella, che è venuto a ritrovarci dopo le disquisizioni, le precisazioni che ci aveva fatto nella puntata di venerdì scorso. Buonasera. Alla mia destra saluto Luciano Claut del Movimento 5 Stelle, buonasera. Assessore Comune di Mira, buonasera. Buonasera. Saluto Pietrangelo Pettanò, consigliere Regione Veneto, Federazione Sinistra Veneta. Buonasera. Buonasera. Saluto Antonino Pipitone, consigliere regionale dell'Italia dei Valori. Buonasera. Buonasera. Saluto il professor Manocase, nostro editore. Buonasera professore. Buonasera Giorgio. Allora professore, inizio da lei. Abbiamo deciso di continuare, anche perché sono successi degli episodi proprio in giornata, tra poco faremo vedere l'intervista di oggi a un Giorgio Orsoni davvero molto rabbuiato, molto rattristito, se è giusto usare questo termine. Una situazione che si sta espandendo, che prende che l'ospedale di Padova, che si sta sempre più ingrandendo questa macchia di Tangentopoli italiana e anche e soprattutto veneta in questo momento. Quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti. Che qualcuno, come diceva un attimo fa Settimo Gottardo, fosse nella natura delle cose, mi sembra che sia altrettanto vero. Cioè c'era un potere, chiamiamolo occulto, visto che fino adesso non si è rivelato più di tanto, che gestiva gli appalti, tutti gli appalti, ed erano sempre gli stessi che gestivano gli appalti del Veneto. E in questo movimento poi si è tentato anche, credo, non riuscendoci ancora, o comunque non c'è stato il tempo di coinvolgere anche un'operazione sul futuro ospedale di Padova. Ma questo naturalmente non possiamo andare avanti ad ipotesi o a sospetti, ma sicuramente erano interessati questo gruppo era interessato a tutta l'attività imprenditoriale e soprattutto edile delle grandi opere del Veneto. Che il Veneto abbia bisogno di grandi opere non c'è dubbio, ma bisogna vedere quali opere sono urgenti, quali opere sono essenziali e se queste opere non sono esagerate come struttura. Allora, si può fare il cosiddetto Mose, ma penso che alla luce dei fatti e delle informazioni che abbiamo raccolto la volta scorsa, grazie agli nostri ospiti, ma anche per altre informazioni, si è visto che per esempio il Mose poteva essere ridimensionato o quantomeno non costruito con quella dimensione che ha oggi, soprattutto quelle strutture che servivano a costruire il Mose, che adesso dovranno essere abbattute, e quindi un doppio costo a costruire la struttura che farà il Mose e poi demolire la struttura che farà il Mose. Probabilmente costerà più del Mose. L'altra alternativa è che c'erano delle ipotesi, almeno 5 ipotesi, presentate al Consiglio dei Ministri, presentate alla Regione e a tutti gli enti preposti a stabilire la scelta di questa opera, che in effetti forse erano da considerare con maggior merito. C'erano delle proposte che erano valide, concrete e decisamente meno costose. Perché tutto questo costo, abbiamo visto il titolo della volta scorsa, più spendo più guadagno, e questo è il sospetto che ci porta allo scandalo del Mose. Va bene, allora iniziamo a parlare, prima di parlare, perché abbiamo ospiti davvero importantissimi questa sera, prima di andare a parlare di Mose, andiamo a vedere, prendiamo Settimo Gottardo, il lato politico della situazione. Ieri il sindaco di Venezia Orsoni dice: io non mi dimetto, è stato scarcerato dai domiciliari e dice: no, io mi dimetto e rimango qui. Oggi i vertici del partito, si dice che sia partito tutto dalla Serracchiani, che ha parlato con il capo del governo, diciamo, e sembra che oggi, dopo questa telefonata da parte della Serracchiani, il sindaco di Venezia sembra, anzi
dalle dichiarazioni che andremo ad ascoltare, ha detto basta, mi dimetto, però è molto arrabbiato con i vertici del suo partito. Allora andiamo ad ascoltare il sindaco Giorgio Orsoni. Proprio questa mattina nelle dichiarazioni era un po', adesso lo vedete, era un po' rattrisito, un po' rabbuiato, però ascoltiamolo. Conclusioni che ho preso stamattina sono, come dire, molto amare, perché ho dovuto constatare che non c'era quella compattezza che mi era stata preannunciata per quanto riguarda il da farsi, almeno per le cose urgenti nell'interesse della città. È per questo che ho voluto dare un segno chiaro della mia, come dire, lontananza dalla politica, un segno che si è concretizzato innanzitutto con la revoca della Giunta, una revoca che non riguarda l'operato dei singoli assessori, ma che l'operato amministrativo, ma che vuole semplicemente significare che è venuto meno, come ho potuto constatare ieri, quel rapporto fra la mia persona e la politica che mi ha sostenuto finora. Questo è stato il primo gesto che ho fatto stamani, dopo averlo comunicato agli assessori e al vice sindaco. Successivamente ho rassegnato le mie dimissioni. Come voi sapete, sono dimissioni che per il momento non hanno effetto immediato, perché la legge prevede che abbiano effetto dopo 20 giorni, ma che naturalmente potrebbero essere anche anticipate da altri eventi. Ve le leggo perché le dimissioni sono state da me ovviamente indirizzate al Presidente del Consiglio. Le reazioni per lo più opportunistiche ed ipocrite di singoli esponenti, anche appartenenti a quella maggioranza che sino ad ora ha sostenuto la mia Giunta, mi hanno convinto che non sussistono neppure le condizioni minime per un percorso amministrativo per l'approvazione di atti urgenti. Abbiamo sentito, possiamo ovviamente commentarle tutte queste dichiarazioni, però comincia Settimo Gottardo. Allora, Bufera a Venezia, perché quando si dimette un sindaco ovviamente bisogna commissariare il comune, insomma diventa tutto più problematico, in una città già problematica come Venezia, Settimo. Ma intanto io faccio una premessa, perché in questa bufera che mi sembra destinata ad aumentare molto, e noi in questa fase abbiamo prevalentemente le carte dell'accusa. Non abbiamo molto le carte e le dichiarazioni degli accusati e quindi della difesa. Allora io sarei anche per essere un po' più prudente, perché vorrei... Lui ha detto, i soldi li ho presi, li ho dati agli esponenti del partito a Roma. Poi entro nel merito, dico in generale, non solo nel caso Orsoni. Quindi io vorrei capire molto di più, perché qui si parlano di giri di denaro vorticoso enorme. E vorrei vedere se proprio tutto quello che viene detto che è girato, perché è una cosa enorme, ci voleva un caterpillar a girarlo, perché correva liquido materialmente. Vedi? Cioè, un conto è dire l'ho dato a quello, un conto bisogna vedere quanto ne hai dato, quanto è stato trattenuto. Cioè, mi piacerebbe meglio essere molto più chiaro su queste, perché anche esperienze passate ci hanno dimostrato che poi molte cose si perdevano per strada. Quindi un minimo di garanzia mi va sempre bene. Su Orsoni, intanto rispetto alla persona, perché Orsoni non è solo il sindaco di Venezia, era un personaggio di per sé, amministratore della procuratia di San Marco, di tutti i beni della Basilica di San Marco, era vicepresidente della Fondazione Cini,
Lo studio più importante amministrativo di Venezia e del Veneto, è ereditato di fatto, moralmente, il grande studio del grande Benvenuti. Quindi un personaggio di spessore notevole, che però aveva accettato un sistema. Allora si domanda, se un personaggio così forte e così potente, non solo in quanto sindaco, in quanto personaggio in sé, non ha la forza di sottrarsi a questo sistema, quanto forte è questo sistema? E come si fa a uscire da questo sistema? Quindi non è solo una cosetta così. E io da Orsoni, proprio perché è un personaggio di notevole spessore, mi aspetto ancora altre cose. Ma deve dire con precisione. Perché la dichiarazione, ho letto stamattina con interesse, la dichiarazione dei PM di Nordio e di un altro PM, e mi sembra un balletto un po', non si capisce mica bene, cioè portavano sta roba, non gliela davano, la lasciavano dove? Sotto scala. E quanto gliene... Orsoni lo sa, deve dire meglio, deve precisare meglio. A sto punto la sua dignità, anche il ruolo della sua persona, è da spiegare meglio. Sicuramente, se poi è stato scarcerato, naturalmente ha raccontato qualcosa di importante ai magistrati. Io sto a quello che vedo, insomma, lui dice, chiama in causa personaggi non di poco conto, il capo della segreteria nazionale del PD, che era Zoggia, capo della segreteria politica di Bersani. Cioè, quando si chiama in causa il capo della segreteria di Bersani, bisogna spiegare bene, spiegare meglio, perché guardate che il denaro è come l'inchiostro, lascia segno da dove viene e dove arriva. Perfetto, allora facciamo quindi un giro, stiamo al parere. Io vorrei un chiarimento più profondo. Anzi, faccio così, vado da Bonaccia, poi presidente degli albergatori di Venezia, e questa mancanza di un sindaco che era importante, come diceva Settimo Gottardo, per voi e per Venezia cosa comporta? Indubbiamente quello che è successo a Venezia è di una gravità assoluta e totale, questo è poco ma sicuro. Gradirei puntualizzare una piccola cosa, che indubbiamente sul sindaco Orsoni c'è chi l'aveva apprezzato molto, chi non l'aveva apprezzato affatto, e al di là di questo indiscutibilmente che Orsoni diventi il capro espiatorio di un sistema, sinceramente non credo che sia assolutamente né giusto né corretto. Quando parlo di sistema, dobbiamo metterci bene in testa una cosa, che deve esistere un pre-Mose e un post-Mose, evidentemente. Cioè deve cambiare completamente la nostra mentalità di concepire il rapporto con la politica, finanza e impresa, perché è evidente che c'è un qualche cosa che in questi anni ha devastato il sistema Italia. L'ha devastato al punto tale che mi pare di rammentare con una certa chiarezza che in una trasmissione circa 2 anni fa c'è stato qualcuno che addirittura aveva ipotizzato che il Mose, grazie a questo vero e proprio Tangentopoli, perché di questo possiamo parlare tranquillamente, aveva costi lievitati per oltre il 30%. 40. Molto di più. C'erano addirittura persone che asserivano che alcune parti meccaniche, questo è già un altro paio di maniche. Cosa cambia a noi? A noi cambia come alberghi assolutamente tutto, oserei dire tutto, perché nel momento in cui non esiste più una politica per il turismo a Venezia, non esiste un referente della politica turistica a Venezia, la cosa ci preoccupa e ci impressiona non poco. Sul fatto che si dovesse arrivare ad una svolta, questo è poco ma sicuro. Sul fatto che oggettivamente Orsoni sia l'unico colpevole, francamente non mi sento di poterlo affermare in tutta serenità. Col sindaco Orsoni l'Associazione Veneziana Albergatori ha avuto anche degli scontri epocali in realtà sui giornali. Ciò non toglie il fatto che serenità di giudizio, correttezza di impressione ed opinione non può
essere lui l'unica persona che paga per questa situazione. È un sistema che è consolidato a livello italiano, ahimè. La sola idea di concepire un'opera mostruosa sotto qualsiasi profilo, a nostro giudizio, parte e darlo a un concessionario unico è semplicemente folle. Cioè non parliamo di gare europee, non parliamo di appalti, parliamo direttamente di una situazione gestita da un pool di aziende in assoluto. Consorzio Nuova Venezia vuole dire, giusto? Gentile amico, direi proprio di sì. Pipitone, allora, ritornando su Orsone, poi parleremo un po' di tutta questa Tangentopoli Veneta e elencheremo anche tutti i vari appalti che si stanno e in modo non sono terminati in Veneto. Prego, Antonio Pipitone. Devo essere sincero, non ho seguito il discorso di Gottardo, perché mi pare che le cose sono secondo me abbastanza chiare, nel senso, al di là delle dinamiche poi di quello che hanno detto i magistrati e delle indagini su cui noi ovviamente non possiamo sapere, io so quello che leggo dai giornali, però un sindaco che patteggia 4 mesi e che nelle dichiarazioni che fa 15.000 euro di ammenda, fa chiaramente capire che fa anche dei nomi, quindi non è vero che lui non ha fatto i nomi, ha fatto i nomi anche di personaggi importanti, tra cui l'onorevole Zoggia, da cui si riferiva che era il braccio destro di Bersani sostanzialmente. Poi vedremo, ovviamente, questo qui io dico quello che ha detto Orsone e quello che abbiamo visto tutti, però quello che viene fuori, innanzitutto una cosa che mi ha sorpreso, mi meraviglio che il sindaco ieri non si sia dimesso e l'abbia fatto oggi spintaneamente, perché io al suo posto mi sarei dimesso. Io direi evidente che una persona in queste condizioni, con quello che sta montando, poi al di là delle responsabilità di cui io ribadisco, demandiamo tutto poi ai processi, a parte che lui mi pare abbia già chiuso la sua posizione, però è chiaro che chi fa politica oggi in una situazione del genere non può continuare ad avere lo stesso ruolo, è evidente, è scontato, e questa è la differenza tra chi deve rispondere ai cittadini, e avrebbe fatto meglio Orsone, dico, perché io sono rimasto molto sorpreso quando è venuto fuori il suo nome, di altri magari un po' meno perché magari se ne parlava, ma sicuramente il suo nome sì, siamo stati tutti sorpresi, anche in Consiglio eravamo abbastanza colpiti, però ribadisco, guardate che la differenza sta qua tra un sistema di potere che si è creato, giustamente diceva prima Gottardo, una persona del genere come ha fatto a rimanere invischiato. Questo è un tema importante sicuramente, ma lui ha un ruolo marginale rispetto agli altri, perché quel sistema di potere che è trasversale da destra a sinistra, su cui c'era mi pare un finanziamento a quello che viene fuori di un sistema politico affaristico in cui ci sono dentro mani e piedi non solo chi gestisce gli affari, ma chi dovrebbe anche controllare poi tutti gli appalti. Vorrei ricordare che il Mose è partito da un preventivo di 1,6 miliardi, già una cifra astronomica. 1550 per l'esattezza. Oggi ne hanno già spesi 4,5 miliardi e per... No, 4,5,6. 4,5 più... Beh, 4,5 da quello che mi risulta io, poi può essere che 4,5 li hanno già spesi. Sì, certo. La previsione è arrivare a 6 miliardi di euro, quindi cifre impressionanti, con la gente che, mentre sembra che questi qua si spartivano i soldi, la gente si impiccava perché non riusciva ad arrivare a fine mese, le aziende chiudevano, quindi è ancora più grave la situazione, in una situazione drammatica in cui vive un po' tutta l'economia. Quello che noi abbiamo chiesto, dico, per un partito, io faccio parte di un partito che per carità non abbiamo grandi consensi in questo periodo, però sul tema della legalità e sulla trasparenza abbiamo fatto sempre le nostre battaglie e siamo sempre in prima linea. Io penso che una cosa dovrebbe fare Renzi oggi: sciogliere il Consorzio Venezia Nuova immediatamente, trovare chi gestisce, ovviamente il Mose va terminato, è chiaro che non si può lasciare l'opera a metà, che sarebbe una
Vabbè, perché poi ognuno magari le proprie idee, è come cominciare un palazzo, l'ultimo piano non lo fa, e mi pare anche se è un palazzo che crolla, no, per carità, ma poi io non spendere soldi per finire. Io personalmente ero contrario al Mose, quindi parlo con uno che era contrario. Dico che quando tu inizi un'opera è anche difficile poi interromperla, perché comunque sono spesi tantissimi soldi, o se no qualcuno te le deve ridare indietro, è un problema. Quindi ci sono dei passaggi importanti da fare, sicuramente sciogliere il Consorzio Venezia Nuova, ripulire tutta la gente. E chi lo darebbe un consorzio nuovo per seguire tutte queste opere? Ma guardi, oggi stanno dando i poteri a Cantone in questi minuti, ma non è che una persona risolve i problemi, voglio dire, chiunque essa sia, perché qua la differenza sta su una base, secondo me. O sei una persona onesta, o sei un politico onesto, o sei un imprenditore onesto, o sei un magistrato onesto, o non lo sei. Cioè questo è il problema. Quindi la discriminante tra persone oneste no. Mi pare di capire che le indagini dei magistrati stanno dimostrando che c'è una parte di persone che onesta non lo era. Si parla di cifre di circa 20 milioni di tangenti. Secondo me, se è vero tutto il meccanismo, sono molto di più. Ma non solo, a questo punto ci dobbiamo porre anche un'altra questione. Se questo è il meccanismo che riguardava il Mose, vorrei ricordare che gran parte di questi personaggi hanno gestito anche altre opere importantissime del Veneto, dal passante ai progetti di finanza. Ce ne sono molte da terminare in Veneto, poi ve ne dirò quali sono. Ho chiesto a Zaia l'altro ieri, ma gli avevo già scritto una lettera prima, a Zaia, mi scuso, a Zaia di bloccare il progetto di finanza dell'ospedale di Padova, che è in itinere, voglio ricordare. In itinere. Lui mi ha risposto a me, ma non ha dato risposta alla domanda, perché non ha detto che lo ritirava il progetto di finanza, lui ha detto che bisogna fare le cose in maniera che bisogna controllare tutto, perché dice tanti veneti, come tanti italiani, per fare la casa hanno fatto il mutuo, sono andati in banca e gli ho detto va bene, ma mica sono cointestati la casa con un altro, sono andati in banca e si sono fatti, quindi andiamo in banca, ci facciamo dare soldi se vogliamo fare l'ospedale e lo facciamo con i soldi pubblici. Ecco, questo è un altro tema anche importante. Perché Mazzacurati non era contento di Nuova Venezia, del consorzio, ha detto quando termina questo giochetto dove andremo a pescare? Esattamente. E hanno iniziato a pescare. Avevano già pensato. Hanno trovato l'accordo nelle parti politiche, perché nell'ospedale di Padova erano tutti d'accordo, PD, Lega, Forza Italia, erano tutti d'accordo. Detto, lì proprio abbiamo, come vede, Italia dei Valori non c'è mai nemmeno sinistra veneta, mi pare di capire. Lì avevamo una prateria, ha detto. E Petterò, per quanto riguarda il sindaco Orsoni. Beh, devo dire che insomma, intanto l'amministrazione comunale di Venezia, come la conosco io, ci sono stato un po' di anni quando si discuteva se fare o non fare il Mose allora, adesso lo stanno costruendo, ahimè, non è mai stata, neanche in questa indagine, è mai stata coinvolta, a differenza di altre amministrazioni pubbliche, rispetto alle vicende legate alle autorizzazioni o alle mancate, mai. Questo è un dato, anzi è l'unica amministrazione che si è sempre schierata con nettezza contro questa cosa. Sulla vicenda appunto è diversa quindi la posizione del sindaco Orsoni di tanti altri, chiaro. Ma questo non basta, cioè io dico che ci vuole, su questo dobbiamo essere chiari, l'hanno già detto i colleghi prima, sulla vicenda che lega la storia di Orsoni e le sue dimissioni è la disvelarsi con chiarezza ormai esplicita, ormai non c'è più nessuna diga che le ferma questa cosa, nessunissima. Cioè questa cosa ormai è chiarissima a tutti i cittadini, anche a chi non mastica politica, che c'era un sistema di potere che si sta mettendo in crisi oggi, ma stiamo attenti, bisogna smontarlo davvero. Un sistema di potere che con soldi pubblici ha mantenuto in città e nella nostra regione un sistema di corruzione pesantissimo. Ancora prima che si costruisse il Mose, perché vorrei ricordare a tutti una cosa che a me fa male, perché quando alcuni di noi hanno sempre sostenuto che il Mose era un'opera sbagliata, lo dicevamo suffragati da alcune analisi tecniche che a noi convincevano, però uno può dire che questa è un'opinione. Non c'è mai stata la riprova con altri sistemi. C'erano alcuni che sostenevano delle tesi alternative e sono stati sbeffeggiati. Io dicevo sempre che l'unica cosa che avevano molti di quei sistemi alternativi era un grandissimo difetto, costavano molto meno. Era un grande difetto in Italia, cioè costavano davvero poco e quando costano poco diventa un problema. E quindi ci siamo inventati una grande opera, grandi affari, grandi accordi però. E attenzione perché qua mica adesso tutti fanno i verginelli.
A me piace che adesso nei giornali, nei sistemi di comunicazione ci sia l'imperversare anche non di cronaca, ma anche di giudizi verso la politica e verso il consorzio. Ma a me piacerebbe fare un'analisi di quanti fino all'altro ieri, 6 mesi fa, no anni fa, 6 mesi fa, dicevano che il consorzio Venezia Nuova era un sistema, una piovra organizzata, è una piovra davvero organizzata scientificamente per truffare i soldi dei cittadini e dispensarli appunto non prima solo per fare il Mose, ma anche per fare le barene in laguna, guardate, anche per fare quelle cose che venivano spacciate per grandi opere ambientali. Abbiamo visto, come sostenevamo 10-15 anni fa, e lo sosteneva il mondo ambientalista, che bisognava fare prima delle opere della salvaguardia in laguna, prima del Mose, però abbiamo capito, e chi era attento lo capiva già 10 e passa anni fa, che quelle opere erano fatte semplicemente per spendere soldi. E questo è un sistema che però ha alimentato tantissimi sistemi, da quelli della comunicazione a quelli del mondo scientifico a quelli della politica. Oggi sta scoppiando questa cosa e spero che continui a far emergere con chiarezza questo sistema, perché questo è il punto. A me non interessa il fatto che siano andati, cioè lo giudico gravissimo, che abbiano dato dei soldi per le campagne elettorali, che siano iscritti o non iscritti nelle liste, diciamo così, della legge che prevede quei mandatari. A me fa poco differenza. Beh, chiaro. Fa poca differenza. Nel caso Orsoni contestano che è finanziamento illecito perché lui non poteva non sapere che erano le 4 cooperative ma erano i soldi del consorzio. Ma guardate, il stesso giudizio lo posso dare per quei candidati che sono stati questi anni, che hanno avuto regolarmente, e loro invece loro sapevano che tutto era regolare. Sono sempre quei soldi pubblici che andavano lì, attenzione, non fa una grandissima differenza, che per me è giudizio politico, prima ancora che della magistratura, che qui non entro in merito, ma è politico. Non si possono tollerare che ci siano politici che si candidano ad amministrare le città o le regioni, che prendano i soldi dalle imprese che operano in quella città, in quelle regioni. È immoralmente, eticamente impossibile. Questo va detto alla città, alla gente. La gente deve capire che chi fa politica non può essere finanziato da quelle imprese che poi vengono a domandarti di avere strada libera sulle cose. Questa è la questione. Però su questo devo dire che ci sono stati tanti governi, maggioranze, ministri, tutti dicevano con tranquillità, avanti, ma che siete i soliti ambientalisti che siete lì a contestare l'opera perché non volete non fare niente. Questo è il ritornello del non fare niente. Adesso lo rovesciamo, perché quelli che volevano fare, abbiamo visto dove sono andati a finire. O corruzioni o soldi illeciti di finanziamento alle campagne elettorali. Bisogna che riflettiamo su questo punto. Il Movimento 5 Stelle ovviamente ha sempre contestato questo metodo di fare lavoro, di fare politica. Beh, sei nati ieri però, sempre, d'altro ieri. A parte Serani, così discutere del modo, non è solo dire che loro sono giovani, quindi avranno tanto futuro, ma da sempre, dall'anno scorso che c'è. Da quando ci sono, dice insomma. Che si tratta di un problema. È grafico, non è mica un problema di un sistema politico. Su questo io non sono proprio d'accordo che sia solo un sistema politico. È un sistema sociale, è un sistema sociale che è radicato nella città. Ed è radicato con radici molto lunghe, molto profonde, che vanno indietro. Chi conosce la storia lo sa anche forse meglio di me. E noi lo sappiamo perché in quell'inverno del 2009 eravamo nelle piazze. Non solo noi non siamo entrati in questo sistema, ci siamo tenuti a distanza. Quindi ecco, quello che prima diceva Gottardo, come usciamo dal sistema? Inconsciamente dice che ci siamo dentro, no, ma ci siamo tutti dentro e in questo senso ci apparteniamo. Ecco, 5 anni fa noi eravamo in piazza, abbiamo fatto una campagna elettorale senza spendere un euro, perché il problema della politica è che deve stare lontana dai soldi. E noi abbiamo fatto da 4 anni a questa parte campagna elettorale senza soldi, cioè a costo zero. Quindi abbiamo dimostrato che è possibile, certo siamo partiti piccolini come dice, però insomma siamo arrivati sempre a costo zero, senza pesare sui cittadini, senza pesare sulle tasche dei cittadini, siamo arrivati dove siamo arrivati. Insomma questo è l'esempio che si può fare, perché la politica è fatta di passione, è fatta di idee, è fatta di progetti. Ecco, noi questo sistema ci preoccupa molto, questo sistema politico-sociale, perché adesso no, appunto il problema è adesso come si risana una città
in cui questo sistema è così profondamente radicato, perché non è che hanno arrestato una persona, e questo è anche abbastanza stupefacente, adesso i dettagli dei soldi è una cosa, vabbè, fa parte del gossip, può interessare, ma hanno arrestato un sistema. Chi è che scaglia la prima pietra adesso? Chi sarà? Quelli che non erano coinvolti in questo sistema? Ma tutti. No, tutti un cazzo, scusami. No, tutti, scusa. Tutti un cazzo, scusami. Scusa. Se usi tutti vuol dire che tutti erano colpevoli. Tu eri colpevole, quindi tutti anche te. Tutti. Non credo, permettimi, perché io la gente non può... vedevo passare, eravamo a Rialto noi, con il nostro bacchettino, no, 5 anni fa, e vedevo passare sti codazzi, tutti al capezzale, no? Tutti si sono alleati con lui, hanno avuto il premio di maggioranza, oppure li hanno appoggiato da fuori, hanno avuto i contributi, hanno avuto tutto, adesso tutti non lo riconoscono più, ma questo, come dice lui, è poco sportivo. Adesso no, è bene fare le distinzioni, però diciamo, la storia è stata questa di questi 5 anni, si sapeva già, al di là dei soldi, come sono passati o meno, il sistema era quello là, quindi bisognava... Sì, ma finché non viene fuori... Si poteva capirlo, si capiva che si metteva la testa sotto la sabbia. E bisogna avere anche le prove poi per denunciare il tutto, perché non è così. Ma poi in una città come Venezia... Se parli una parola in più ti querelano, ti denunciano... Ecco, questa era la grande... Il problema era tenersi a distanza, perché avere il coraggio di fare un passo indietro ci voleva un grande coraggio, perché voleva dire mettersi contro tutti. Gli amici non ti salutavano più, cambiava tutto un sistema. Insomma, non esageriamo, il problema bisogna essere anche onesti. È successo a molti di noi. Vorrei capire, scusa un attimo, però se tu puoi immaginare che una persona come Orsoni può entrare in una situazione del genere. Per me è stata una cosa assolutamente, e non lo conosco benissimo, ma così mi sembra una cosa per me fuori, inimmaginabile per me. Il Pitone Peterò, prima di andare al ragionamento, in regione, nel Consiglio regionale, cosa è questo arresto, queste dichiarazioni poi di Orsoni, come sono state prese e che decisione ha preso? Scusate, è stato arrestato l'assessore all'infrastrutture, abbiamo avuto arresti dirigenti della regione, un consigliere regionale, un consigliere regionale, cioè vuol dire quello che è pesantemente colpito, se uno va a vedere i capi d'accusa, ma il ragionamento del sistema, che ha ragione Claudio, non è solo politico, guardate, qui stiamo parlando dello Stato in tutte le sue forme, generale di finanza, magistrato del Corte dei Conti, magistrato del Consiglio di Stato, dopo chi mi manca? Qualcuno dei carabinieri Forze Armate in pensione, un vicequestore, un vicequestore che diventa capo direttore dell'azienda. Politica, cioè è un sistema, la ragione non politica, è un sistema davvero a tutto tondo del nostro paese, e quindi quello che si è discusso in regione è stato da un lato stupefatti che questa cosa sia stata intanto prodotta, devo dire, io che ho letto qualche carta, insomma, voglio dire, il lavoro, vanno ringraziati i PM di Venezia, la Guardia di Finanza, che ha fatto un'opera davvero encomiabile, un lavoro con un rigore e una scientificità, dopodiché sarà alla difesa e tutti fare tutta la loro parte, ma devo dire, ciò che hanno prodotto non sono state illazioni. Non è che sono andati ad arrestare della gente perché costruiva un carro allegorico che non andava in moto. Questa procura è andata lì per 5 anni, ha messo in piedi prove e controprove e cose, adesso ovviamente... Professore Maracasi, una Tangentopoli di altissimo livello, insomma, ha smantellato il sistema regionale che viveva di queste cose, cioè vuol dire, adesso io spero che Galan si riesca a difendere, ma se uno ha una villa con tutti quei beni che gli hanno sequestrato, prodotti a sta roba, deve dimostrare come l'ha ottenuta, cioè le accuse sono molto pesanti. Professor Maracasi. Io ascoltavo prima Orsoni che parlava, a parte che credo che Orsoni sia, nel contesto generale, sia un topolino, cioè non è il leone, però, senza offesa per San Marco. Quindi adesso facciamo un gran caso per Orsoni, ma a sentire le parole che ha detto è di un'arroganza unica. Non so se le avete ascoltate bene. Sì. Cioè questo... è veramente quello che dicevo una volta in un film, Alberto Sordi: io sono io e voi non siete niente. Lui ha usato un termine molto forte. Ma questo si deve vergognare di stare davanti a una telecamera. Non ho capito, ma non ho capito cosa voleva. Voleva restare? Certo, è chiaro. Ma allora parliamo di etica, di morale,
di senso dello Stato. Allora, hanno demolito Venezia, la colpa fu di un imperatore che si chiamava Napoleone, no? Pensate che Venezia è stata una repubblica che è rimasta lì per 1200 anni, quando tutto il mondo era fatto di imperi, di re, di principi, di tutto, e quando un doge tentò di fare una sorta di regno a Venezia lo decapitarono. La differenza è che quando nella rivoluzione francese decapitarono il re finì il Medioevo, il concetto medievale di comando, di potere. A Venezia, decapitando il doge, crebbe la Repubblica e la democrazia, ma c'erano i ciamadi, no? E questo stava a dire, attenzione, la sensibilità nel sapere che io non posso lasciare una persona più di tanto perché diventerà corrotta o corruttibile. I ciamadi duravano 3 mesi, prendevano grandi decisioni, indagavano determinati settori e poi dopo 3 mesi se ne andavano e non entravano più in nessuna forma di potere politico, economico, sociale, continuavano la loro vita. Ed erano i garanti della Repubblica. E guardate che era una Repubblica che era piccolissima, perché è una macchietta in mezzo al mare, Venezia. Certo. È arrivata al massimo a 300.000 abitanti. 350.000 il massimo storico. Ecco, quindi è una cosa, eppure lì c'era un sistema di governo perfetto e lo demolì Napoleone, che doveva portare la libertà e tutto il resto della rivoluzione francese, ma si era dimenticato perché anche lui, poi partito con libertà e fraternità, si fece addirittura imperatore da se stesso e quindi dà il senso che l'uomo, quando sta al potere più di un certo tempo, diventa corrotto, corruttibile e perde il senso della realtà e fagocita gli altri. E ripeto, gli americani sono bravi, perché un presidente americano può stare 2 sole volte, il primo e la seconda, e dopo non è che resta in politica, va a casa, fa conferenze in giro per il mondo. Se lo chiamano. Perché l'uomo è fatto così, non c'è nessun vate, non c'è nessun santo che può restare lì a gestire la politica e la finanza. E Orsolini l'ha dimostrato adesso, ma non ha mica capito qual era la sua funzione. Non ha capito la sua funzione. Lui è rappresentante di Venezia, non è il capo. Esatto. Lì parlava da capo come se fosse l'unto del Signore. L'oligarca, ma non esiste. Ma non ha capito niente, e quello che va sottolineato è questo aspetto. Basta questi politici che si piazzano là e comandano loro, perché loro sanno tutto. Loro ti vengono a dire che l'ospedale di Padova adesso te lo fanno. Ti piazzano il tram là, ha detto, perché il tram è bello. Dove lo faranno passare? Non si sa, ma bisogna fare il tram. Senza nessuna logica. Allora bisogna coinvolgere i cittadini. Noi abbiamo un livello elevatissimo di cultura a livello dei nostri cittadini, degli abitanti veneti, ma comunque italiani, che sanno distinguere perfettamente che quella che vediamo adesso in questo momento dietro le sue spalle è una porcheria. E capiscono perfettamente, e non possiamo andare avanti così, bisogna fare cultura. E qui, ripeto, prendo di mezzo i mezzi di comunicazione che corrono dietro gli scandali quando sono avvenuti, ma non prevengono gli scandali che stanno creandosi. Bene, allora le parole del professor Roncalli sono anche poi motivo ovviamente di discussione al rientro della pubblicità, perché abbiamo pubblicità. Vedete il titolo, basta Mose, basta Expo, perché proprio Antonio Pipitone, nel ragionamento che facevamo, si può davvero non terminare quest'opera del Mose, come non si potrebbe nemmeno fare l'Expo, visto che vicino a Milano, a Rho, hanno fatto una fiera nuova con metri quadrati più grandi ancora dell'Expo. All'Expo spendono 14 miliardi di euro, mi domando, ma siamo pazzi? Allora ha ragione il professore Roncalli quando dice la settimana scorsa il titolo era più spendo, più guadagno. Possiamo bloccare tutto, per carità. No, ma voglio dirle, se io ne ragioniamo dopo la pubblicità, perché mi dicono la regia, abbiamo anche tante telefonate che sono interessate a quello che avete discusso. Tra poco rimanete con noi.